Tutto alla luce del sole, sul web. Bastava iscriversi ad un gruppo Telegram, pagare dai 20 ai $600 a seconda del VIP da spiare ed ottenere su un portale basato alle isole Tonga la visione di almeno 2000 video rubati in tutto il mondo, dagli studi medici a quelli estetici fino alle case private. Tutto accessibile tramite le normali videocamere di sorveglianza comprate nei maggiori siti di shopping online. A scoprire il reato la società trevigiana di cybersicurezza Yarix di VAR Group, che ha già denunciato i fatti alla polizia postale, mentre faceva delle ricerche per conto di un privato sul caso dello showman Stefano De Martino, ripreso quest'estate in intimità con la sua fidanzata. Video rubato, ovviamente. Essenzialmente erano tutte quante immagini che potevano avere contenuti dall'intimo fino al pornografico. Erano anche classificate sulla base di provenienza geografica, tipologia di contenuto, stanze in cui si trovava la telecamera per poter poi ricercare meglio questo tipo di contenuto. E questa è solo la punta dell'iceberg. Allora, solo con questo portale sul quale abbiamo fatto questa segnalazione c'erano più o meno 2000 telecamere che erano disponibili in vendita, di queste circa 150 si trovavano in Italia e almeno 3 si trovavano in Veneto. Questo come ordine di grandezza, solamente per un singolo portale e ce ne sono sicuramente altri. Un portale la cui registrazione era alle Tonga per rendere più difficile l'identificazione e più improbabile la chiusura o la punibilità. Questo portale non è stato ancora chiuso, infatti noi non abbiamo neanche mai dichiarato qual è l'indirizzo a cui raggiungerlo perché c'è un'indagine di polizia in corso. E queste indagini di polizia, come sappiamo, hanno il loro tempo che non è immediato, quindi non è che si fa la segnalazione e vengono chiusi. Ma le cose peggiori devono ancora arrivare. La prima è che con una normale ricerca sul web si trova anche questo portale. Assolutamente sì, tanto che anche la nostra identificazione è partita inizialmente da ricerche su motori di ricerca. La seconda è che acquistare delle videocamere per la propria casa non protegge da questo tipo di attacchi. Telecamere che acquistiamo a basso prezzo comunemente funzionano con un sistema cloud, quindi io quando installo l'app per controllare la telecamera in realtà non mi collego direttamente alla telecamera, mi collego a un sistema terzo sul quale la telecamera effettua il caricamento delle immagini in tempo reale che sta riprendendo. Il cloud quindi è facilmente violabile dagli esperti hacker, ma anche l'utente ha la sua parte di responsabilità. Quindi ad esempio durante la configurazione dell'app sul cellulare utilizzo di password banali, utilizzo di password default, non utilizzo di fattori di autenticazione aggiuntivi, tipo il secondo fattore di autenticazione è quello per cui ti arriva un SMS per confermare che sei tu effettivamente la persona che sta tentando il login. Quindi la consapevolezza degli utenti è una cosa su cui è essenziale puntare, insomma, per evitare questa tipologia di rischi. Sul caso sono già scesi in campo la politica e il Codacons, che annuncia azioni legali a tutela degli italiani coinvolti nella vicenda.